Perfetto, un bilancio di fine anno, momento anche di scambio di auguri ma anche di prospettive per il 2016. Verificato inizialmente quali erano gli obiettivi che ci si era fissati come prefettura alla fine del 2014, posso dire che ci si è assolutamente molto impegnati sui temi che erano quelli della cattedrale, del consorzio universitario, delle strutture viarie all'interno di questa provincia. Una cosa di cui poi ecco, non si è parlato, ma una grossa novità di quest'anno è stata anche la commissione territoriale per i richiedenti asilo, che è cominciata con non poche difficoltà, ma insomma rispetto alle 1200 pratiche che erano state ereditate dalla commissione di Trapani, più quelle che invece erano maturate direttamente in provincia, insomma contiamo entro il gennaio, massimo metà febbraio 2016, di chiudere tutte le domande in sospeso. Ce ne sono in sospeso solo, ne sono rimaste 170-175. Ne avevamo ereditate solo dalla commissione di Trapani circa 1200. È stato anche un momento di fissare alcuni obiettivi di carattere generale relativamente all'anno prossimo. Gli obiettivi attengono tutti a un discorso come matrice, quella della coesione, coesione sociale, coesione territoriale, coesione tra le varie componenti istituzionali, coesione con le forze di polizia, con la Guardia Costiera, con i Vigili del Fuoco è assolutamente forte, molto incisiva e molto caratterizzata. Ora, sfruttando proprio questa incisività, ci saranno e verranno organizzate in maniera più sistematica dei controlli per determinati servizi in tandem forze di polizia, polizie municipali. Così pure verranno svolti degli equivalenti dei comitati ordine e sicurezza pubblica nei vari territori comunali, verosimilmente non in tutti e 43 i comuni, perché è difficile come obiettivo in termini di verosimiglianza, ma aggregheremo su iniziativa e su proposta dei comuni comprensori territoriali e svolgeremo dei comitati in forma itinerante. Così come è stata la prefettura offrirà il massimo sostegno possibile, questo è un altro obiettivo importante. Nell'ambito del PON legalità che inizierà l'anno prossimo, tutto ciò che in termini di ausilio e sostegno può essere offerto dall'istituto prefettizio alle istituzioni comunali, ma anche questo in una visuale che non è più quella dell'esigenza e dell'emergenza del singolo comune, quanto quello dell'esigenza di un insieme di comuni che hanno un problema comune, scusate il gioco di parole, a più comuni, in modo da poter poi progettare la soluzione di quel problema che fa riferimento a più territori che non è solamente contigui e omogenei tra di loro.